L'ASP di Agrigento e il Dipartimento delle Malattie Degenerative e Involutive oggi celebra la giornata mondiale dell'Alzheimer, una malattia che purtroppo è in grande avanzata. Un incontro qui presso il Museo Griffo direttamente con gli ammalati, i caregiver e i loro familiari per parlare di questa malattia, di quelli che sono i momenti di condivisione ma anche quelli che sono i momenti della cura. Infatti l'ASP unitamente a tutte le agenzie del territorio che si occupano di questo importante momento di una persona dicono che appunto con l'età purtroppo aumenta anche il numero degli ammalati, bisogna parlarne, bisogna informare, bisogna far sì che ci sia anche una prevenzione. E questo l'incontro di oggi, ma sentiamo i protagonisti. Oggi 21 settembre ricorre la 30ª giornata mondiale dell'Alzheimer. L'unità operativa di malattie degenerative il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell'ASP di Agrigento, che afferisce al Dipartimento di Salute Mentale diretto dal dottore Giordano, ha organizzato questo momento di condivisione, di rieducazione, di socialità, ma anche e soprattutto di terapia, una terapia non farmacologica adatta anche al paziente con severità. La giornata di oggi si svolge all'interno del Museo Griffo. Siamo ritornati di nuovo nel Parco della Valle dei Tempii grazie alla preziosa ospitalità del direttore. Si visiterà l'interno delle sale espositive del museo e si prosegue poi con la visita del teatro antico neoritrovato. È una giornata per noi davvero forte di sensibilizzazione, perché il nostro slogan è proprio uniti per non sentirci soli, non far sentire soli i pazienti e i loro familiari, accompagnarli in questo percorso. I pazienti sono presenti a questo incontro, perché è importante per loro? Per loro è molto importante perché non solo è un grande momento di socialità, ma anche un momento di affermare la loro identità sociale. Quindi i pazienti saranno qui assieme ai familiari, siamo tutti insieme, operatori, familiari, associazionismo, Croce Rossa, i vertici dell'ASP, proprio per dare un segnale forte. Ci siamo e tutti insieme dobbiamo sensibilizzare e indurre tutta la popolazione ad una diagnosi precoce, compresa in carico tempestiva del paziente. Una breve sintesi sulla situazione dei malati di Alzheimer nel nostro comprensorio: sono in aumento, in diminuzione, insomma un flash? Purtroppo la malattia di Alzheimer è una malattia, le demenze in generale, è una malattia correlata all'età. L'età media aumenta, di conseguenza il numero è davvero esorbitante. Basti pensare che oltre 1 milione di italiani affetti da demenze, oltre 3 milioni se ne occupano, sia direttamente che indirettamente, quindi sono numeri davvero molto grandi che hanno una grossa ripercussione da un punto di vista sociale, economico e di assistenza. Presidente, quanto sono importanti questi incontri sia per gli ammalati ma anche per gli operatori? È importantissimo fare questi eventi e oggi ricorre tra l'altro la giornata mondiale dell'Alzheimer per fare conoscere il problema e per far sì che tutti partecipino alla conoscenza e alla soluzione, perché ad oggi noi abbiamo solo delle terapie sintomatiche, quindi ancora non definitive. Anche sulla origine non è che si sa tanto, quindi è importante ad oggi conoscere il problema per fare prevenzione. La cosa più importante è fare una buona prevenzione. Ai primi sintomi che possono essere la diminuzione della memoria, il disorientamento, allora in questi casi bisogna subito parlarne col medico curante, che poi sicuramente lo invierà dal neurologo. Innanzitutto desideravo ringraziare la dottoressa Gucciardino per questa bella iniziativa che è alla 2ª edizione. Riflettevo sul fatto che questa denominazione passeggiata dei ricordi non è a caso,
perché si punta a stimolare il ricordo attraverso i canali sensoriali in questo caso, quindi il canale sensoriale che si attiva con la frequentazione di luoghi antichi, familiari, che risvegliano memorie antiche connesse alla storia della persona, anche perché l'ottica è quella sempre di spostare sempre di più l'obiettivo dalla malattia alla persona. Ricordiamo che le demenze, l'Alzheimer soprattutto, è una delle principali cause di disabilità nell'anziano, è tra le principali cause di morte, con un impatto fortissimo ovviamente sulla famiglia e sulla sanità pubblica. Quindi questa iniziativa assolutamente lodevole ha in sé anche un aspetto tra virgolette terapeutico, nella misura in cui stimola i ricordi anche emotivi. È diventata una delle patologie più diffuse, perché oggi nessuno di noi penso che possa dire di non aver avuto esperienza di qualcuno dei nostri cari che soffre di questa patologia, quindi è diventata forse un'altra pandemia, se vogliamo utilizzare un termine che man mano purtroppo ricorderemo, perché anche nell'altro settore sapete tutti che siamo in una fase di crescita, ma questa è una crescita che dura da anni, non è esponenziale ma è continua, è lineare e continua. E noi siamo in difficoltà, non ad Agrigento, come sanità italiana, per poter assistere tutte queste persone. Quindi immaginate il mondo delle badanti, il mondo di tutte le strutture residenziali, quindi case di riposo per Alzheimer che non ci sono, e quindi le famiglie costrette a doversi sopportare una malattia che, vi ricordo, è una malattia familiare. Non nel senso che si eredita dalle famiglie per genetica, ma perché è una malattia che coinvolge soprattutto le famiglie, perché chi sta male magari ha dei suoi picchi, qualcosa, ma quello che sta male veramente è la famiglia. Divisione e rete, dice bene. Sostanzialmente oggi è la giornata mondiale, il Comune di Agrigento con l'assessorato alle politiche sociali è coinvolto grazie all'invito che ci è arrivato da parte dell'ASP per condividere questo momento e per approfondire e parlare di quelli che sono i temi e gli ostacoli che la situazione legata alla patologia rappresenta, non solo per gli ammalati ma soprattutto per le loro famiglie. E qui abbiamo intenzione di fare rete. Devo dire, ed è opportuno che questo si sappia, che da mesi abbiamo instaurato una collaborazione con il Centro Diurno Alzheimer, dove stiamo predisponendo una sorta di progettazione da poi rappresentare all'interno di quello che è il distretto sociosanitario, perché parliamo di servizi sociosanitari, per cercare di venire incontro il più possibile alle esigenze di questi ammalati e soprattutto delle famiglie che vivono a volte momenti di difficoltà assoluta. E solo attraverso la rete, solo attraverso la condivisione, come queste giornate, ma non ci dobbiamo fermare a queste giornate, possiamo trovare delle soluzioni e delle alternative utili.